Andiamo a toccare anche un po' il tema del commercio. Si potrebbe iniziare dicendo c'era una volta il centro di San Donà di Piave, nel senso che una volta c'era la concorrenza diretta, era al di là del Piave, quindi con il centro cittadino di San Donà. Poi è venuto fuori l'outlet di Noventa di Piave e dall'altra parte l'altro outlet di cui si parla poco ma che potrà rappresentare un altro, diciamo, un'altra spada di Damocle per i piccoli negozi, quindi le piccole attività. E Musei di Piave si trova al centro di questa morsa. Come intendete rilanciare il commercio di Musei di Piave? A questo punto ricominciamo da Biancon. Noi vorremmo creare una zona pedonale antistante la chiesa, possibilmente chiusa magari a orari, nel senso o il sabato sera o la domenica pomeriggio, in modo da creare un punto di incontro per giovani, anziani e comunque un luogo di ritrovo. Teoricamente l'attività commerciale dovrebbe riprendere, sta anche ai commercianti poi fare del loro. Per quanto riguarda gli orari lasceremo proporre ai cittadini con relativa decisione per trovarsi in comune accordo. Ok, Forcolin. Sì, il commercio è una nota purtroppo difficile sulla quale appunto l'amministrazione sta cercando e ha lavorato in questi 5 anni per dare sicuramente una mano a quelle che sono le attività commerciali in difficoltà, una difficoltà generalizzata. Abbiamo voluto riproporre, per esempio, attraverso il modo di stare insieme con l'associazionismo del territorio così ampio, dato la possibilità di rivivere anche momenti di aggregazione sul centro del capoluogo, sulle frazioni, riattivando anche momenti così un po' goliardici e del piacevole stare insieme. Penso solo al San Valentino riproposto dalla nostra amministrazione in centro, quando era prima diviso fra appunto la zona degli impianti sportivi e il centro stesso, con una promiscuità difficile, quindi invece una possibilità di ristare insieme per quella giornata. Credo sia stato ben visto e abbia dato un buon risultato da parte dei commercianti questo tipo di elemento. Penso al San Martin, penso alle notti bianche durante l'estate, durante il mese di agosto, quel piacevole camminare in piazza con le strade chiuse e quindi dare la possibilità anche ai nostri cittadini, non solo di Musile ma anche di San Donà e di comuni limitrofi, di vedere che non siamo i parenti poveri di San Donà, ma abbiamo le nostre attività commerciali, abbiamo i nostri bei negozi, la nostra bella merce in vendita, per cui dobbiamo dare sicuramente anche attraverso l'azione amministrativa questo impulso all'attività commerciali. Dicevamo prima del PAT, e lo strumento della perequazione, ossia del coinvolgere le attività private, coinvolgere l'investimento del privato per attivare appunto risorse e costruire nuove attività importanti, è un elemento che vogliamo tenere in giusta considerazione, perché se dobbiamo partire solo con le risorse pubbliche faremmo ben poca strada. L'attivare questo strumento della perequazione del PAT e quindi attività pubblico-privato sarà l'elemento in più innovativo di questo strumento, ma anche per dare risposte ai commercianti che appunto chiedono sicuramente di essere tenuti in giusta considerazione. Ultima considerazione rispetto agli orari di apertura e alle aperture domenicali: noi rispetto al decreto Monti sulla liberalizzazione a tutte le domeniche dell'anno, agli H24 sui negozi, abbiamo preso la linea della Regione Veneto, ossia le nostre piccole attività commerciali non possono concorrere con la grande distribuzione perché non sono strutturate. Faremmo chiudere anche i nostri negozi se lasciassimo aprire H24 tutti, perché di fatto solo chi è strutturato, chi ha dipendenti, chi è in grado di far gestire questo tipo di attività resterebbe attivo, gli altri, i nostri, ahimè, sarebbero destinati alla chiusura. Anche questo è un segnale importante con il quale l'amministrazione ha voluto dare respiro, ma soprattutto un po' di aiuto ai nostri commercianti che di fatto sono già in difficoltà. Ci sarebbe solo voluto l'apertura delle tutte le domeniche, 52 domeniche all'anno, magari con orari anche notturni come si vuole prevedere, allora veramente sarebbe stata la fine dei nostri commercianti. Gli siamo vicini e vogliamo istituire non solo gli imprenditori per Musile ma anche i commercianti per Musile. Grazie. Prego, Carpenedo. Sì, vi siamo vicini? Vi siamo vicini. In questi 4 anni io sono assessore alla cultura,
abbiamo messo in campo una serie di iniziative che potessero mettere insieme, specie nei centri, nelle località, la popolazione, e questo ha funzionato. Il sindaco ha ricordato alcune iniziative, ma non sono quelle iniziative sono tutto un complesso di iniziative che hanno messo in moto, come dicevamo poco fa, una partecipazione e una padronanza della piazza, nel senso che la piazza è stata camminata da diverse persone e che possono portare l'opportunità di conoscere appunto l'offerta dei nostri commercianti. Va anche detto che la nostra piazza richiede degli interventi e nel PAT, nei piani di intervento bisognerà studiarne affinché rappresenti proprio la piazza dove si può anche scambiare, conoscere, acquistare, ma anche proporsi. E sicuramente io farò attenzione a questo tipo di intervento, perché la piazza non diventi solo un luogo di passaggio, ma diventi anche un luogo di incontro. Con l'apertura del nuovo centro culturale c'era anche la possibilità di far incontrare le generazioni, i nostri giovani che devono studiare, e quindi di fermarsi, di sostare nella piazza e di vivere la piazza in quanto tale. È vero che che abbiamo deliberato di rispettare la normativa per quanto riguarda gli orari, la normativa della regione, anche se stride, come dicevamo poco fa, stride con la normativa nazionale. Però ecco, nel nostro programma è previsto di dare incontro alle difficoltà che si stanno passando in questi giorni per quanto riguarda le attività commerciali, aiutandole nel sostenere per l'IMU e nel rimborso della TOSAP. Nel nostro programma trovate scritto che lavoreremo per contribuire quindi al pagamento dell'IMU e al pagamento della TOSAP, tenendo ben presente che questi rimborsi non riguarderanno poi i proprietari di immobili che affittano per esercizi commerciali. Quindi è un impegno che ci assumiamo, razionalizzando le risorse e contribuendo con i nostri commercianti a favorirne appunto l'attività, affinché possano mantenere vivo il centro con le loro attività e possono anche nello stesso tempo diventare centri di aggregazione e di avvicinamento delle persone. Grazie Carpenedo. Capiotto. Sì, per noi, per la nostra lista, sarebbe importante e fondamentale la redazione di un progetto di riqualificazione dell'intera area centrale direttrice via Martiri, via Roma, che originariamente era pensata come il collegamento con San Donà di Piave, cioè con l'asse di via, mi ricordo, Corso Silvio Trentin. Quindi pensare tutta quella riqualificazione là, quindi il ponte della Vittoria, che oggi è solo un ponte di mero collegamento, dovrebbe essere l'unione tra due città. Ecco, posto le basi per far questo, secondo noi dovrebbe essere innanzitutto riportata avanti quello che era stato un progetto iniziale della seconda amministrazione di Menazza, che era quel concorso di idee che poi ha portato anche alla realizzazione del Palazzo sul Fiume, nell'ottica di una concertazione appunto con la cittadinanza. Rilanciare quel concorso di idee che praticamente prevedeva la sistemazione di alcune aree centrali del capoluogo di Musile, e poi di sicuro si dovrebbero concertare sempre con le associazioni di categoria, la Confcommercio, la Confesercenti, l'orario di apertura, perché penso che nulla meglio di loro possa dire anche la propria su come intendano gestire la propria attività. Quindi sempre il punto base per noi è parlare al cittadino. Oltre a far questo bisogna anche comunque pensare a rilanciare quelle che sono le piccole zone delle frazioni, perché non solo il capoluogo ha necessità di essere rinvigorito da quello che è un aspetto commerciale dell'attività commerciale, ma anche le piccole frazioni che oggi sentono magari fortemente il peso della mancanza di questi servizi, la mancanza di questi punti commerciali, riportare qualche punto in più nelle frazioni, e sicuramente per far questo però ci dovrebbero anche qui lo strumento del patto, o comunque del piano di interventi, la nuova legge urbanistica prevede appunto la concertazione, la perequazione tra quello che sono gli interventi, la ristrutturazione di immobili anche nei centri della frazione, però sempre in sinergia pubblico-privato, perché è logico che il comune
su un aspetto urbanistico, su un aspetto di investimento di risorse, poco può fare da solo se non c'è appunto quella sinergia che c'è stata in passato, e che speriamo che con se ci sarà una ripresa economica in questo senso possa essere, diciamo, punto base per riprendere un rilancio anche dell'aspetto commerciale del comune, insomma. Grazie Capiotto.